In uno stadio ancora vuoto e senza pubblico a causa della seconda delle due giornate di squalifica del Broccoleri, la Pro Favara si impone sull'Aspra per 3-1, consolida il secondo posto nel campionato di eccellenza Girone A, distanziando notevolmente il Mazzara 46 e puntando diritta alla disputa della fase nazionale dei play-off per sperare nel salto di categoria. Ad andare in rete al primo minuto Luca Ficarrotta direttamente dalla bandierina del calcio d'angolo. Il raddoppio arriva sul finire del primo tempo con l'ottimo Lucarelli. L'Aspra, dal canto suo, ha effettuato una buona prestazione, ritornando in partita ad inizio di secondo tempo, accorciando le distanze con Messina e sfiorando addirittura il pareggio, durante una fase calante della Pro Favara, che comunque ha subito ripreso le redini del gioco, sprecando diverse occasioni e chiudendo definitivamente l'incontro sul 3-1 al 40° con Erbini. Campionato d'eccellenza che adesso si ferma per 3 settimane e ritornerà in campo il 7 aprile. Sosta che consentirà alla Pro Favara di recuperare i tanti infortunati, Miano, Lapiana e Retucci, giocatori importanti nell'economia della squadra in vista anche del rush finale e, come dicevamo, soprattutto dei play-off nazionali. Ma sull'incontro con l'Aspra seguiamo le interviste. Non è stata una partita semplice, ma questo lo sapevamo, anche perché in questo momento credo che stiamo pensando più a ottenere il passaggio direttamente alla fase nazionale che a tutto il resto, quindi sapevamo che dovevamo vincere e portare a casa questa vittoria. Come ho detto prima, sapevamo che era una partita difficile, ma devo dire che tecnicamente non l'abbiamo giocata male, anzi credo che i ragazzi hanno fatto abbastanza bene, che sicuramente non abbiamo sfruttato al meglio tutte le occasioni che ci siamo create, e poi ingenuamente riusciamo anche a mettere in partita anche l'Aspra e da lì poi magari un po' di paura fino alla fine, fino a che abbiamo fatto il 3-1, però dico complessivamente in questo periodo sono abbastanza soddisfatto di quello che hanno fatto oggi. Come sarà il proseguo del campionato? 4 partite ancora per far cosa? Il proseguo del campionato adesso lascio qualche giorno in più ai ragazzi perché è giusto che sia così, poi abbiamo 3 settimane per poter lavorare, dobbiamo riprendere come stiamo facendo adesso, con entusiasmo, con tanta voglia, anche perché il nostro obiettivo è quello di arrivare direttamente alla fase nazionale, quindi ancora ci manca qualche punto e quindi dobbiamo lavorare per questo, e poi in quel mese penseremo a fare quelle fasi nazionali che magari ti permettono per arrivare di fare il salto di qualità. 2 partite in casa a porte chiuse, insomma la mancanza del pubblico è sempre una cosa brutta. No, sembrava quasi un allenamento, sembrava, sai, quegli allenamenti congiunti si fanno d'estate. Per me il pubblico, dico, io ormai ci sono qua da 1 anno e qualche mese, sapete cos'è per me il pubblico, quanto casa probabilmente i giocatori con il mio carattere, quindi io li vorrei sempre, li vorrei pure in allenamento, quindi mancano, ma per fortuna è finita, adesso li aspettiamo già dopo la sosta a Marineo per avvicinarci a quel percorso, a quel sogno che loro ci chiedono da 1 annetto. E proprio questo volevo chiederti, quale sarà il percorso da qui alla fine della Pro Favara? Ma il percorso da quella fine dovrà essere preparare ogni domenica come se fosse veramente una semifinale playoff nazionale, perché poi mancheranno le partite, mancherà l'adrenalina della partita, quindi noi dobbiamo sfruttare, se così si può dire, le ultime 4 giornate di campionato per prepararci mentalmente alla partita che poi speriamo sia il 26 maggio direttamente. Sì, abbiamo fatto una bella partita, abbiamo sbloccato subito, potevamo fare anche qualche gol in più perché abbiamo avuto tantissime occasioni, ma questo ormai è stato tutti i giorni nelle partite che giochiamo. Credo che meritiamo di andare alle fasi nazionali per il campionato che abbiamo fatto fino ad oggi, che penso che abbiamo fatto a prescindere, un campionato straordinario, un campionato fatto di tante sofferenze, campi chiusi, all'inizio non abbiamo giocato in casa, 6-7 partite fuori. E quindi questi ragazzi posso ringraziare per quello che stanno facendo. Adesso c'è questo stop e poi si riprende per il rush finale. Lo stop è arrivato il momento giusto perché andiamo a recuperare tanti infortunati, abbiamo perso la Piana a dicembre, abbiamo perso Retucci, abbiamo da recuperare Mistretta e io credo che
con tutta diciamo, tutti i giocatori a disposizione del mister, diventiamo una squadra di nuovo molto importante, perché andiamo ad affrontare poi quella fase, diciamo, nazionale, se Dio vuole, con tutta la squadra a disposizione. Sperare di fare punti a Favara era sicuramente un'impresa alquanto difficile, però soprattutto nel secondo tempo ci avete provato e siete risultati anche abbastanza convincenti. Siete riusciti ad accorciare, però poi la Pro Favara se n'è andata. Diciamo che oggi non ho, tra virgolette, nulla da rimproverare dal punto di vista dell'impegno e dal punto di vista del gioco espresso, perché è vero che non potevamo sperare di venire a fare punti a Favara, però ho detto semplicemente ai ragazzi di andare lì con la convinzione di poter fare bene e di poter esprimere, diciamo, un calcio propositivo. Così secondo me è stato, perché fare a Favara un 5 palle nette da gol, diciamo, secondo me già come prima settimana non è male. Sicuramente potevamo essere più cattivi e cercare di concretizzare qualche gol, magari 2 sul primo tempo e qualcosa al secondo tempo. L'unico rammarico è per come abbiamo preso i gol,